convocato questa conferenza stampa e parlerò così a voce, prendendo soltanto degli appunti, perché la vicenda ormai da 2 anni che sono sindaco del comune di Piancastagnaio, quindi 2 anni, ripeto 2 anni e non di più, 2 anni e qualche mese. Comunque su questa vicenda del Foremata l'attenzione dell'amministrazione comunale è stata forte, molto forte, su questo la CGIL ha ragione. Poi quello che meraviglia a me è che la CGIL avrebbe avuto la dignità di tacere, almeno la dignità di tacere dopo quello che sta succedendo oggi, perché se pensa in qualche maniera attraverso il suo comunicato di dare delle colpe a un'istituzione a cui ha dato il nome e il cognome, mettendoci il nome, e questa istituzione è il comune di Piancastagnaio, e quindi quando si danno delle colpe, si danno delle accuse, si deve dire il nome e il cognome come farò io, sarà bene mettere le cose precise, chiare, punto per punto, senza avere alibi e senza avere preoccupazioni. L'ho fatto da solo questa mia conferenza stampa, senza i miei consiglieri e senza i miei assessori, perché di questo me ne assumo pienamente la responsabilità di quello che dico e di quello che dirò, senza coinvolgere l'istituzione, ma coinvolgendo me come sindaco di Piancastagnaio su questa vicenda. Mi meraviglia che il signor Guggiari, che è poi il responsabile della CGIL di Siena, si scagli contro un'amministrazione, un'istituzione, come lui sta dicendo, quando un informatore di stampa, il Corriere di Siena, tanto per essere chiare, non ha fatto altro che riportare testualmente quello che era successo 1 anno fa, senza che nessun'altra amministrazione in un momento così delicato fosse intervenuta. Il Corriere di Siena non ha fatto altro che riportare quella che è stata la sentenza da parte del TAR sui certificati bianchi e sulla nota che la FLAI, virgolettato, aveva fatto all'epoca in cui si parlava di questi certificati bianchi. Meraviglia ancora di più che un sindacato come la CGIL si scagli in maniera così, devo dire, non corretta, anzi veramente devo dire in maniera forte, quasi con parole che non hanno commento, quando parla di un Eldorado petrolamiato, parla di razzismo territoriale, in cui si parla che il fallimento dell'azione in qualche istituzione locale ha portato colpevolmente l'uso troppi disoccupati, un'altra volta ingannati da falsi portatori di comodi soluzioni. La vicenda di Floramiata lascerà lontano 13 anni che questa azienda opera su questo territorio, 13 anni che in questa azienda si sono avvicendati dal padre Montanari al figlio Montanari, in cui 200 persone sono state occupate sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, senza aver mai mancato un giorno di stipendio, sia per quelli che sono lavoratori a tempo determinato, sia per quelli che hanno lavori stagionali. Io sono diventato sindaco da 2 anni, mi sono trovato questa azienda ormai, devo dire, decotta perché eravamo ormai sull'orlo del fallimento, sull'orlo di una soluzione che non si vedeva la strada. Abbiamo cercato questa amministrazione, ma non solo questa amministrazione, perché non mi piace fare la prima parte attraverso dei temi, devo dire, anche importanti, come quella che pure la cannabis terapeutica, un convegno fatto qui nel comune di Piancastagnaio, non voluto dall'amministrazione comunale di Piancastagnaio, ma in quel momento devo dire accettato dall'amministrazione comunale, perché ritenevamo che anche quello poteva essere una scelta per dare una mano a un'azienda che aveva avuto dei grossi problemi dal punto di vista di investimento, dal punto di vista anche di problemi sindacali, perché dobbiamo sapere che su 200 persone ci sono stati per esempio 32 impiegati. Su 200 lavoratori un'azienda che fa agricoltura, perché nel reparto agricoltura 200 persone al lavoro, di cui 32 impiegati. Su questo
il sindacato mi deve spiegare perché a un certo punto il dottor Montanari, in una causa per diminuire specialmente quello che era il comparto impiegatizio, si è visto contro contrariamente quelle che erano le organizzazioni sindacali. A me mi devono spiegare come può un'azienda andare avanti con 32 impiegati a fronte di 200 lavoratori. Fate il paragone e quindi vi rendete conto di come questa azienda purtroppo, oltre che avere certamente i benefici che venivano dai certificati verdi eccetera eccetera, aveva però un carico di quello che era devo dire una problematica di sussistenza, quindi dentro purtroppo c'erano entrati dei meccanismi che non poteva rendere questa azienda snella e competitiva, al di sopra di quelle che possono essere le responsabilità manageriali di chi l'aveva condotta, specialmente negli ultimi tempi. Il sindaco di Biancastagnano non è qui a difesa del Montanari, ma è a difesa di quelli che sono stati i lavoratori. Questa azienda è un'azienda ricotta perché è stata un'azienda in cui c'è stato un forte assistenzialismo e un forte, ma un fortissimo anche, compromesso sindacale per mettere più gente possibile in un'azienda che non poteva in qualche maniera sopravvivere soltanto di assistenzialismo e di sindacalismo. Questo era il problema. Su questo lo dico con molta chiarezza. Ho detto molta chiarezza. Questa azienda, secondo me, era stato oggetto di assistenzialismo in un grosso potere sindacale all'interno, per cui i lavoratori hanno certamente più rispetto a quello che l'azienda poteva sopportare da un punto di vista manageriale e da un punto di vista produttivo, senza esimere, lo dico con molta chiarezza, dalle grosse responsabilità anche manageriali di chi la conduceva. Quando abbiamo tentato il discorso del discorso, come dicevo prima, della cannabis terapeutica, era una cosa che andava molto avanti dal tempo. Per dire quanto è stato importante questo convegno, è stato importante tanto che al di sopra di quello che l'amministrazione comunale di Biancastagnaio, di cui forse non so se la CGIL si è scannata contro di noi per motivi politici, erano presenti l'onorevole Luigi Dallai del PD, l'onorevole Terrosi del PD, Lenzo Broci, consigliere regionale della Toscana, Cesare Tofani, presidente Toscana per la cannabis, Giampaolo Grassici, ricercatore del CRA, e Francesco Di Causi, ricercatore della scuola Sant'Anna di Pisa. Il presidente Rossi ha mandato un messaggio al sindaco di Biancastagnaio in cui dice: gli impegni mi impediscono di partecipare alla vostra iniziativa, desidero tuttavia non far mancare il mio saluto e il contributo al vostro incontro. Come tutti voi certamente sapete, la regione Toscana è stata la prima regione in Italia ad aver approvato una legge sull'utilizzo terapeutico della cannabis. Significa che abbiamo inserito i farmaci che contengono i cannabinoidi all'interno del nostro sistema sanitario della regione con lo scopo di utilizzarli in ambito medico e controllato per cure appellative e terapia del dottore. Ritengo che sia una scelta importante, soprattutto da un punto di vista culturale. La prima ideatrice della nostra legge, salto qualche frase, è Alessia Ballini, che adesso non c'è più perché se l'ha portata via ancora giovane, un male incurabile. Ai malati della situazione di Alessia vorrei dire questo: stiamo cercando di fare il possibile per curarli o almeno per ridurre la loro sofferenza. Un saluto a tutti e buon lavoro da Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Lui si augurava, anche lui come tutti quelli che ho detto presenti, che qui in qualche maniera questa azienda avesse un fiato attraverso quella che era la cannabis terapeutica. L'azienda ormai in fallimento, certamente l'Istituto Militare e il Ministero della Salute non ha potuto portare qui questa sperimentazione, che è rimasta a Firenze alla ricerca di altre aziende dove poter continuare la cannabis. Quindi, come la CGIL si permette di scrivere chiare note, certo la prospettiva di Flora Amiata ha bisogno di prescindere dalle tensioni troppo interessate di certe istituzioni, a cui è giusto ricordare la miracolosa iniziativa sulla cannabis, un nuovo Eldorado per Flora Amiata, di cui si sono perse le tracce. Grazie CGIL, se ne sono perse le tracce, perché quando il sindaco di Biancastagnaio, insieme ai sindaci dell'Unione
dell'Amiata, dell'Unione della Comunità Montana dell'Amiata, ha fatto di tutto per cercare in qualche maniera di decelerare i tempi di un fallimento tra Prolamiata Servizi e Prolamiata SPA, portando al tavolo delle trattative il dottor Franchi presso l'istituzione dell'Unione dei Comuni e il dottor Montanari, al momento che si era parlato della prospettiva per cui il TAR aveva fatto una sospensiva sui certificati bianchi, di cercare di allungare la vita di questa azienda per aspettare il risultato che poi è avvenuto in questi giorni, e io non ne avevo parlato né in maniera favorevole né in maniera negativa, e sono costretto a parlarne ora dopo il comunicato della CGIL, dicendo che forse poteva essere la salvezza di questa azienda. I fatti sono alla luce del sole. Non si sa come andrà a finire certamente ancora la vicenda dei certificati bianchi. Forse la CGIL non sa che i certificati bianchi non sono soldi che dà lo Stato, né soldi che dà il GSE, ma sono soldi che si prendono dalle aziende che inquinano. Cioè l'azienda che inquina paga e questi soldi vanno invece alle aziende che fanno il non inquinato come incentivo. Arrivare a 17 milioni a un'azienda come Prolamiata in un momento come questo SRL significa aver pagati tutti i debiti di Prolamiata SRL, ricominciare una nuova stagione. Non dico con lo stesso management, poteva essere qualsiasi altro management, ma questi 17 milioni per sfortuna si potrebbero perdere proprio in questo momento. La Prolamiata SRL è fallita, quindi c'è questo grosso rischio. Che cosa significava aspettare un anno? Tutti sanno qui a Piancastagnaio, a Badia, chi ci lavora, che l'Amiata, questa Prolamiata è sempre andata avanti, purtroppo, col fiato corto. Aspettare un altro anno io credo che non sarebbe stato certamente deleterio. Aspettare un altro anno significava che ancora c'erano gli operatori stagionali che stavano lavorando, che ancora non c'erano le persone a tempo determinato che avrebbero lavorato, che qualora in questo momento anche i certificati bianchi, il TAR di nuovo per una questione di merito li dovesse sospendere, avremmo ancora avuto la possibilità della cassa integrazione in deroga e di tutto quello che oggi si è attivato. Sappiamo soltanto che in questo momento il rischio di aver fatto fallire un'azienda in mano, quando c'era questa possibilità, allora Cassandra, oggi si è verificata nella pienezza delle proprie azioni. Io ricordo il tavolo delle trattative fatte sia all'Unione dei Comuni, tra Franchi e Montanari, in cui l'Unione dei Comuni, presenti tutti, allora Presidente Galletti dell'Unione dei Comuni, che auspicò questo incontro, si era addivenuti al fatto che forse Prolamiata SPA poteva in qualche maniera recedere da chiedere il fallimento di SRL. Alla fine in questa trattativa, che sembrava in qualche maniera auspicabile, ci siamo ritrovati non invitati sindacati, i quali hanno detto che noi non dovevamo entrarci più nulla come comune, ma che loro avrebbero fatto esclusivamente la trattativa a livello regionale. Siamo andati la settimana dopo a livello regionale a parlare con questi signori dei sindacati. La più forte di tutti in quel momento era la CGIL, che sta facendo le pressioni maggiori proprio per vedere di chiudere con questa azienda, e ricordo che il signor Casagni, allora pur era un commissario concordatario, e il signor Franchi, commissario liquidatori, chiesero, a differenza di quello che è successo invece con i sindaci dell'Unione Comuni, chiesero il fallimento davanti al rappresentante della regione, chiesero il fallimento di Prolamiata SRL. In quel giorno io ribadì di nuovo che secondo me era inopportuno, perché almeno aspettare la prospettiva di sapere che cosa avrebbero fatto a livello del TAR nei confronti dei certificati bianchi era prematuro. Qualche giorno la CGIL di nuovo insorse dicendo basta, è l'ora di finirla, quindi dissero poi nel comunicato che vi ho letto, dobbiamo finire con questa vicenda, andiamo al fallimento. Io ho visto gente piangere di fronte all'Unione dei Comuni nel giardino quando fu annunciata la Prolamiata SRL, gente piangere di questa gente che sapeva che dal giorno dopo non avrebbe avuto più lo stipendio, e così è successo, perché oggi c'è gente che non ha avuto più nemmeno lo stipendio, gli stagionali,
quando erano da 13 anni che comunque 90 persone hanno continuato a campare sulla stagionalità, perché la stagionalità per queste persone era la sopravvivenza, perché significava fare 6 mesi a lavoro e 6 mesi di cassa integrazione, di disoccupazione. Quindi era per 90 famiglie l'occupazione ormai che durava per 10 anni. Quel giorno, quando è terminata questa occupazione, io ho visto, e dico nome e cognome, mentre loro la CGIL non li fa nome e cognome, io ho visto chiaramente il signor Tiziano, Lazzarelli, detto Culonio, così lo identificano tutti, e dire finalmente abbiamo vinto. Lo vado a dire a casa dei lavoratori oggi. Che cosa è stata la vittoria di Pirro questa? Una vittoria in cui i certificati bianchi non si sanno più che fine faranno, quando invece almeno una sentenza in primo grado lo abbiamo avuta. E i lavoratori sono a casa. Con oggi dichiarato purtroppo che nessuno si è presentato a un'asta in cui si riparla in 11 milioni e mezzo di euro, in cui si dà soltanto la ragione a quelli che sono i creditori e non ai lavoratori. Fino ad oggi non abbiamo abbassato nemmeno una lira dei debiti fatti con il Monte dei Paschi di Siena e con le altre banche, mentre il Monte dei Paschi di Siena per altre cose è diventato, ci sono i crediti, no, che sono ormai più inesigibili, vedi, perché poi il fallimento per i nostri sono completamente tutti, il Monte dei Paschi li vuole tutti. Quindi abbiamo più lottato, non so se ci siamo capiti, in questo momento, in questa maniera, a far pagare i creditori, che non abbassare anche i livelli di quelli che sono i debiti per dare una mano ai nostri lavoratori. Io mi auguro soltanto che è il momento di tacere, è il momento veramente di tacere, di darsi da fare e di impegnarsi. Questo non è un atteggiamento serio. Qualcuno ha paura di parlare con molta chiarezza, io non ho paura di aver detto quello che ho detto, lo dico con molta chiarezza. Ci sono delle grosse responsabilità aziendali, ma queste responsabilità aziendali sono certamente congiunte con quelle che sono anche quelle dei sindacati, specialmente nell'ultimo periodo, e principalmente del sindacato della CGIL, che è stata la più, ha fatto più pressione affinché questa azienda andasse in fallimento. Quando loro mi parlano che si sono impegnati perché avevano bisogno, abbiamo sostenuto con coerenza, denunciando più volte la drammatica situazione, per aver bisogno di un vero progetto industriale. Qual era il vero progetto industriale? Mantenere soltanto le maestranze anche quando non era necessario? Mantenere ancora 32 impiegati quando ancora non era possibile, a scapito di tanti altri lavoratori? Perdere i 17 milioni di certificati bianchi che ci poteva essere la speranza di esserci, oggi la dimostrazione c'è. Queste devono essere risposte che la CGIL deve dare ai propri lavoratori. In quel caso si partiva con una certa speranza in più, quella che magari poi non si sa come andrà a finire, però oggi la prima sentenza è stata quella che i certificati bianchi sono stati riconosciuti a Pronagare SRL, e si parla di 17 milioni di euro, quindi non è che si tratta di nocciolini, con cui qualora venissero sarebbero ripianati tutti i debiti di Pronagare SRL, e per cui le aziende potrebbero ripartire. Quindi anche la grande velocità con cui Franchi e Castagni in quel momento hanno chiesto il fallimento di SRL, secondo me è stato arbitrario, è stato veloce, è stato secondo me non, devo dire, non hanno dato credito a quello che gli avvocati con molta fermezza hanno detto sui certificati bianchi eccetera, e per cui è stato, come devo dire, in maniera presuntuosamente negativa, proprio non ha dato adito a nessuna speranza, e in questo momento è più forte rispetto a prima, mentre prima l'azienda non era in fallimento, ora l'azienda è in fallimento. Quindi dire che seppure il TAR ha dato ragione a Franata SRL, il ricorso ci sarà automaticamente, perché Franata è certamente più debole per controbattere nei confronti del GSE, e che anche questo insomma è una bella penalità. E poi riniziare da capo con imprenditori che veramente ci vogliono mettere le mani, mettendoci anche del su, mettendoci anche dei propri finanziamenti e del denaro fresco.
e poi che il sindacato si metta ancora a parte, perché un'azienda a questo punto non può essere soltanto, le aziende devono andare avanti, non è più i tempi di una volta in cui le aziende vanno avanti soltanto perché ci sono i contributi dello Stato eccetera, le aziende devono andare avanti in maniera con managerialità, con imprenditorialità, senza che in qualche maniera vengano soffocate da quello da tutti i vari problemi che gli sono intorno. Probabilmente lo sanno tutti, era diventato un pochettino quello che si può dire un contenitore anche, non lo mette in dubbio, sociale in un certo momento, no? Di aspettative sociali, però quando va in mano un'azienda, l'azienda si deve snellire e produrre, perché se non snellisce e produce poi alla fine fa la fine di mandare a casa tutti, cioè per assistere tanti si deve lavorare a tutti, questo è il problema. Non può essere, diventare un'azienda non può essere un momento di assistenzialismo e basta, deve essere l'azienda produttiva ma leggermente portata avanti, questo è. Quindi diciamo per andare a una soluzione, una prova di soluzione, il sindacato più da parte. Il sindacato io devo dire che deve cominciare a ragionare anche su numeri, cioè sul discorso di quanto un'azienda può avere di lavoratori che possono produrre, che siano effettivamente produttivi. E dal punto di vista... E secondo me può crescere questa azienda, perché se l'azienda parte con pochi e piano piano incomincia a fare il mercato, con quelli che sono i certificati verdi, speriamo anche i certificati bianchi, l'importante è partire e partire bene, in maniera da darsi un'immagine forte, in maniera tale da poi avere la più occupazione possibile, ma perché è un'azienda che va, non perché è un'azienda che fa assistenzialismo. Cioè se noi immediatamente si carica di legna verde un'azienda, mettendo lì la gente che magari o non lavora e quindi deve essere assistita, o che ci sono troppi impiegati perché ne bastano 2 e ce ne se ne mette 10, è avvenuto quello che sta avvenendo fino ad oggi. Io vorrei sapere qual è il rapporto tra 200 dipendenti, di cui soltanto 32 sono impiegati. Qual è un'altra azienda che può sopravvivere a queste condizioni? Un'azienda agricola, cioè non è un'azienda di ingegneri, sono tutti in cui si fa progetti. Chi sta nella scrivania, se sono tutti ingegneri, un'azienda di progettazione è bene che siano tutti dentro, no? Ma in un'azienda agricola su 200 dipendenti, 32 impiegati, qualcuno mi deve spiegare come può fare a sopravvivere. Me lo deve spiegare principalmente il sindacato, questo lo deve spiegare loro. Perché al momento in cui Montanari ha tentato in qualche maniera di diminuire gli impiegati, c'è stata una ferma, forte contrapposizione, non sono arrivati assolutamente alla trattativa. Anche questo qualcuno lo dovrà dire, queste cose, no? O qualcuno anche dei politici dovrà dire quanta gente ci ha messo dentro perché magari giustamente aveva bisogno di lavorare, no? Ma quanto lavorava poi? Io ho sempre sentito dire che questa azienda ha avuto sopra anche un carico sociale che ne era insopportabile dal punto di vista aziendale. Che ci siano anche dei carichi sociali non lo metto in dubbio, ma quando il troppo significa in qualche maniera appesantire l'azienda e non produrre il giusto, non essere produttiva e quindi non essere competitiva. Questo è il discorso. Secondo me ora bisogna creare un'azienda che sia produttiva e competitiva. Dopo che c'è la produzione e la competitività, ci sono l'occupazione e l'occupazione aumenta quando l'azienda va bene. Quindi potrebbe diventare veramente un'azienda che può marciare forte, perché attraverso quelli che sono, non i benefici, ma quelli che sono i contributi dello Stato obbligatori, perché il certificato verdi non è un contributo su un'azienda in fallimento, il certificato verdi è un contributo che si deve perché si producono certificati verdi. I certificati bianchi sono dovuti a un'azienda che produce senza inquinare, quindi anche quelli sono cose dovute, non è una forma di assistenzialismo. Ora, un'azienda che ha la fortuna di avere i certificati verdi, quello che ho detto prima, i certificati bianchi, che non consuma calore perché il calore nelle altre aziende florivistiche si paga e qui non si paga, ma più si produce e più si prendono certificati verdi, un'azienda che non può che andare bene,
che deve andare bene, allora ci vuole un management veramente competente, un'azienda che riparte da zero, con veramente una struttura, con degli imprenditori che abbiano la capacità di farlo, un sindacato che tuteli i lavoratori per i propri stipendi, per le proprie ferie, per i propri diritti, ma che non pretenda di, in qualche maniera, come è stato fatto fino ad oggi, di far assumere, di far mettere gente dentro, di fare le trattative per maggiori persone quando non sono necessarie. Le persone devono andare a lavorare per quello che è necessario e per quello che un'azienda può produrre, questo dico io. Sarò impopolare, ma questa è la chiarezza ormai. Cioè, perché nel volere fare in qualche maniera l'assistenzialismo si deve fare in un'altra maniera, è giusto farlo, ma non è attraverso il mondo del lavoro che si fa assistenzialismo. L'assistenzialismo deve venire da altre forme, con altre caratteristiche, attraverso il sociale, attraverso tutto, non attraverso quello che è il mondo del lavoro. Il fallimento dell'azienda Prolamiata non è il fallimento dell'azienda, ma il fallimento politico della Miata e di tutto il comparto. Stiamo andando a rotoli, non ci sono interlocutori forti che in qualche maniera ci stanno dando una mano. Questo l'ho detto al Consiglio Comunale di un anno fa, non ora, un anno fa, in cui parlavo chiaramente di certificati bianchi e dicevo aspettare. Crisi di razzismo territoriale, perché prima, ve lo dico io, perché prima che capisse Prolamiata SPA, il signor Pian Castagnaio, parlando con Prolamiata, disse: io ho gente qui che ha bisogno di lavorare, ma non dissi di prendere chi non aveva voglia di lavorare, chi ha bisogno di lavorare, e mi fu risposto che per lavorare in azienda Prolamiata, d'accordo con i sindacati, l'unico modo per farli assumere era quello di fare dei corsi. Furono fatti dei corsi, furono presi, cioè fu fatta la dice si prende per primi quelli che con il Pian Castagnaio e poi si prendono anche gli altri. A me mi sembra che un Comune Pian Castagnaio, che a Prolamiata gli ha dato il terreno, il calore e l'acqua, aver chiesto per i propri cittadini di Pian Castagnaio di mandarli a lavorare, non di mandare a famiglia, non sia un integralismo come dice razziale, ma sia il dovere di un sindaco. Se un sindaco cerca lavoro per i propri cittadini, che ne dicano, non è, come si dice qui, intrisi del razzismo territoriale, è il dovere di ogni sindaco. Il sindaco da Badia si sforzerà per mettere i suoi, il sindaco di Pian Castagnaio si sforza per mettere i suoi, di Sant'Antonio i suoi, di Castellano, tutti. Ogni sindaco ha il dovere di fare, ogni sindaco, il bene dei propri cittadini. Se io voglio il bene dei miei cittadini per mandarli a lavorare, tutt'altro è che intrisi di razzismo territoriale. Mi si domanda invece quante volte hanno messo dentro dicendo questo c'è la testa della CGIL che ha messo. Domandiamoci questo piuttosto, o della CIL o della WIL. Allora quello sì che è il razzismo territoriale, quando si mandano per sigare le persone, non quando si mandano per appartenenza di territorio.